Buonasera dallo stadio dei Pirati di Rimini per questa seconda partita tra la Mediolano New Rimini e il Rimini 86, questo derby romagnolo, e avremo un evento con tutti i ragazzi sia delle giovanili dello Junior Rimini che del Rimini 86 che si schiereranno in campo con l'inno nazionale, e il primo lancio avverrà da parte del nostro sponsor Mediolanum New Rimini. Adesso ci prepariamo e tra 10 minuti partiamo.
Buonasera, in diretta di nuovo dallo stadio Rino Zangheri, oggi sabato 15 aprile, seconda gara della prima partita del girone C tra le squadre del Rimini 86, i Gufi, e la Mediolano New Rimini. Come avete visto, avete sentito l'inno, ci sarà il primo lancio della dirigente di Mediolanum Alessandra Cellucci, che effettuerà il primo lancio di apertura della gara 2. Vediamo in questo momento gli arbitri con i due manager che stanno definendo le ultime burocrazie per l'inizio della gara. Appena entreranno in campo le squadre, appunto vedremo il lancio della dirigente Alessandra Cellucci. Quindi accogliamo con un applauso il primo lancio di Alessandra Cellucci. Ricordiamo Alessandra Cellucci, sponsor Mediolanum, primo sponsor della Mediolanum New Rimini, accompagnata dalla presidente Alessia Balducci e il vicepresidente Giacomo Pelliccioni. Stanno entrando la difesa la difesa della Mediolanum New Rimini, che è schierata con ricevitore Tombari Jacopo, il lanciatore è Aiello Tommaso, poi prima base Andrea Gabrielli, in seconda base Perazzini, terza base Cifalinò, interbase sempre Iuri Cortese, esterno destro Canuti Thomas, esterno centro Pini. Vediamo il lancio. Ecco, lancio effettuato, primo lancio credo della vita per la dirigente, e ufficialmente inizia gara 2 della seconda gara, appunto, della prima di campionato, prima gara che ha visto vincitrice la Mediolanum New Rimini con un punteggio di 14-4, ovvero manifesta all'ottavo inning. Lanciatore Aiello si scalda e adesso dovrò tirare giù invece i giocatori del Rimini 86, in quanto ci è arrivato in molto ritardo il loro roster. Marchini F, Marchini F42, posizione 3 prima base, ottavo Fazio, numero 2, 9 esterno destro, 9 Marchini Enno, numero 16 DH, lanciatore partente 18 Brenda, Francesco, Capone,
Marchioni F Filippo Fazio A Fazio Marchioni M allora primo lancio entra subito con un ball Tommaso Iello, secondo strike, un ball e uno strike. Secondo strike, parte bassa dell'area dello strike, in battuta Rinaldi e primo K. Rinaldi ci dicono Rinaldi Sagar, il primo in battuta, buon pubblico in tribuna, chiaramente alla sera è sempre stato un pubblico più folto. Primo ball, seconda battuta valida da parte niente, quadrifoglio valida. Prima valida della partita, secondo battitore in battuta Giardini Mattia, ricevitore lancio ball, parte bassa, strike girato da Mattia Giardini, sì, abbiamo visto un tentativo di pick-off, un ball e uno strike, corridore che si stacca ancora dalla prima base e rubata riuscita anche perché il lancio del catcher è stato troppo alto. Forse secondo strike, forse il battitore ha fatto interferenza al si ha di fatto bloccato la visuale più che la visuale proprio l'area per poter tirare in seconda, non è rimasto dentro il box.
ball, 2 strike, palla battuta in alto, out al volo, F7. Giardini Mattia va out e nel box di battuta il maggiore dei due Cianci, Giulio Cianci. Serata che fresca, possiamo dire, battuta sul presa la palla con un rimbalzo, di fatto un singolo, ma era un vero tentativo. Se facciamo era almeno un doppio con punto. E spinge no, è stato sì, l'esterno centro Pini. Seconda valida. Battuta in foul profonda da parte di Cianci Enrico, l'altro fratello, il minore. Subito aggressivi, dobbiamo dire, il Rimini 86 nel box, cominciato a inquadrare i lanci dritti di Tommaso Iello. La corsa dell'esterno sinistro Tommaso Montanari non è riuscito, altro foul ball, questa volta a destra, scarica di 2 strike, stavolta era una linea impossibile. Tentativo di pick off, palla veloce, ma ottima reazione di Giulio Cianci. Battuta sull'interbase che raccoglie una assistenza in prima base, terza eliminazione, dunque tutto ancora il primo parte alto, il primo inning 0. Pubblicità.
Buonasera, di nuovo dallo stadio Rino Zangheri di Rimini, gara 2 della prima di campionato Serie B tra Mediolano New Rimini, squadra di casa, e ospite i Gufi di sempre Rimini 86, dunque derby della città di Rimini, parte bassa del primo inning, in battuta il lead off Enrico Perazzini, oggi pomeriggio autore di una buona prestazione dal box di battuta, 3 valide consecutive, un colpito in 6 turni di battuta. Primo lancio ball da parte del partente Brenda Francesco, che viene ricevuto da Mattia Giardini. Strike, secondo lancio. Brenda Francesco, lanciatore che ha militato anche nello Junior Rimini e nella New Rimini. Secondo ball, forse mi ricorda una Mediolanum. Sì. Terzo ball, base su ball per Perazzini, ovvero fa quello che si chiede di fare al lead off, andare in base. Adesso Yuri Cortesi con il compito chiaramente di spingere il compagno in seconda base e lui arrivare salvo almeno in prima. Yuri Cortesi, autore di una buona prestazione in difesa oggi, come interbase, entra subito con lo strike, fa la finta di bunt, poi lascia la palla, entra però con lo strike. Tentativo di pick-off, lanciatore mancino, il corridore deve stare molto attento perché chiaramente il tiro del mancino è molto facilitato verso la prima base. Secondo strike, Yuri, vediamo che il manager chiede di accorciare il mazza e arrivare al contatto, massimo vantaggio per Brenda, 2 strike. Nel frattempo vediamo che i giocatori, molti si coprono col scaldacollo, la prima base ha praticamente la faccia del tutto coperta. Out ha rubato la seconda Perazzini, e mentre è andato out Cortesi perché non ha avuto il contatto con la pallina prima occupata e dunque non ha potuto correre in prima base. Nel box Thomas Canuti, primo ball,
con Perazzini in posizione punto Canuti. Vediamo quale scelte farà nel box di battuta, mentre si sta scaldando Bonemei, anche oggi, anche questa sera, quarto nel line-up. Secondo ball su Canuti. Eh sì, abbiamo visto che la palla è schizzata non molto distante dal ricevitore. Perazzini aveva tentato in un primo momento di correre rubando la terza, ma poi ha desistito anche tramite la segnalazione di Zucconi, e pertanto 3 ball. Perazzini ancora in seconda. Ecco fatto, adesso può rubare dopo che sul tentativo di pick off l'interbase perde la palla, il seconda base perde la palla, seconda base che è Quadrifoglio. Marco Quadrifoglio. Palla interna, ball, basi su ball. Seconda base su ball è un K per il partente Brenda Francesco. Davide Bonemei nel box. I ragazzi, sì, corridori agli angoli. In terza base abbiamo Enrico Perazzini, in prima base abbiamo invece Canuti. Sicuramente assisteremo in una rubata. Palla ball. Allora, difesa molto chiusa, stanno difendendo il bunt. Bonemei fino adesso ha ricevuto solo un ball. Chiaramente Bonemei e Brenda si conoscono anche perché sono stati per molti anni nella stessa squadra, hanno militato nello Junior Rimini, Serie B, Serie C e Serie B, almeno 3 anni. Secondo ball. Due ball, un out, corridori sempre agli angoli. Questa volta entra sul filo esterno. Entra 2 ball e uno strike. Davide Bonemei sembrava partisse, poi ha desistito. Una palla non molto veloce che è entrata all'ultimo sul filo. Secondo strike per l'arbitro. Palla esterna, molto esterna, palla strike in una zona che non era strike. Una chiamata contestata dal pubblico. Adesso gira la mazza, spizza in foul.
mentre Brenda Francesco insiste sempre nella parte esterna dell'area dello strike, nella parte, sì. Ball, conto pieno su Davide, mentre abbiamo assistito alla rubata della seconda base da parte di Thomas Canuti, due uomini in posizione punto, conto pieno su Davide Bonemei, palla persa, entra il punto, base su Ball, entra il punto. Ma ruba casa. Sì. Ruba casa e Canuti si sposta in terra. Il mio socio ha appena riassunto la nuova situazione. Dunque, su un lancio passo che passa al catcher, entra e guadagna la base su Ball Bonemei, mentre Perazzini ruba, perché non era forzata la giocata, ruba casa base proprio perché il catcher perde la palla, non riesce a prendere la palla, e Canuti va in terza. Dunque ancora stessa situazione iniziali di prima, corridori agli angoli, con il boxer Gabrieli che tira, perde la palla e secondo punto e arriva a salvo. Uomo in prima e seconda base. Adesso sentiamo con il classificatore. Errore? Dunque errore della difesa. Errore di guanti dell'interbase. A terza base ha fatto l'errore, mi dicono. Due punti, 2-0 per la Mediolanum. Un out, uno strike su Thomas Cifalino, veramente molto aggressivo nel box. Un ball e uno strike. Questa palla che taglia, però non riesce a... Sì, un lancio poi, una palla molto curva, una palla che non è dritta. Alta, alta, alta. Secondo ball. Terzo ball, sempre esterna. 3 ball, uno strike e un out. Corridori in seconda e prima base. Quarto ball. Dunque, allora, base su ball abbiamo allora Tombari Jacopo, il numero 15, mentre Cifalino è andato base su ball, vero? Base su ball di Cifalino.
e visita da parte del manager del Rimini 86, ha concesso 1, 2, 3, 4 basi su ball, un K, però non è stato aiutato da un errore della difesa su Andrea Gabrielli. Primo ball però incassato dal Tombari Jacopo, dal ricevitore. Termina la visita, l'arbitro dà di nuovo l'avvio al gioco. Tutte le basi sono piene, un out, un ball, entra questa volta, lo slider entra e Tombari lo lascia, lo guarda fino in fondo, fino al guantone del catcher. Un ball e uno strike dunque. Secondo questo però è un ball, la palla rimane alta. Strike, vediamo Tombari Jacopo non molto deciso nel box. Sì, squadra molto la palla. Sì, con i cuscini non bisogna scegliere i lanci. Sì, perché dopo chiaramente se rimane solamente una palla, allora K, secondo out, e nel box il numero 99 Tommaso Montanari, battitore mancino, autore di un bel triplo nel primo turno di battuta della prima partita. Adesso si trova perché Manzino sull'alza di Manzino, quindi la palla gli viene addosso. Palla che è in ball. Sì, si è scansato per evitare di essere colpito, anche perché vediamo che non ha un gran fisico. Dopo una pensata da uno strike su una palla raccolta dal catcher quasi a terra, però c'è anche da dire che Tombari non è molto alto. Un ball e uno strike, 2 out. Colpito di nuovo, tutte le basi entrano, e punto automatico con le basi piene. Colpito, e nel box Romano Pini, l'ultimo del line-up. Di fatto nel primo inning sono girati tutti i battitori del Rimini con Romano Pini. Entra con uno strike sul filo esterno, così decreta l'arbitro di casa base, che è Machiavelli Yuri. Palla altissima, fermata da Giardini, ricevitore, un ball e uno strike, 2 out sempre, basi piene. Andrea Gabrielli sul cuscino di terza, Cifalino sul cuscino di seconda, e Tombari gira in foul, 2 strike. Pini, è così che bisogna fare quando si vede la palla con i cuscini pieni, bisogna girarla la palla. Anch'io la vedo così, con i cuscini pieni. Questa volta è un ball,
2 ball, 2 strike, 2 out. Batte probabilmente in mano con un F8 termina l'attacco il primo attacco del Rimini sul punteggio di 3 punti per la Mediolanum New Rimini, 0 punti per i Guffi. La linea. Parte alta del secondo inning, secondo attacco per Rimini 86, nel box di battuta Leonardo Capone. Primo lancio ball. Strike, girato, spizzato sul guantone direttamente del ricevitore, un ball e uno strike. Palla che scende troppo, secondo ball, 2 ball e uno strike. Strike, 2-2 il conto. Palla battuta in foul, presa al volo FF2 dal catcher. F2, primo out. Nel box Filippo Marchini con il numero 42. Primo lancio strike. Secondo ball, palla troppo interna. Nel frattempo sentiamo tutta l'umidità del Marecchia. Ancora, questa volta è troppo esterna. 2 ball, 1 strike.
Sì. Ancora non ci ha abbandonato questa... già. Strike, questa volta bel lancio dritto sul filo esterno nell'angolo basso del rettangolo ipotetico dello strike. 2-2. Palla battuta sull'interbase che raccoglie ed assiste per una eliminazione non del tutto banale. 6-3. Seconda eliminazione. Assiste il prima base. Nel box di battuta il numero 2 Fazio. Due out. Fazio è l'ottavo uomo del line-up. Non entra subito con uno strike, dunque un ball. Una battuta profonda in foul ball. Dunque un ball e uno strike. Palla che rimane bassa. 2 ball, 2 strike, 2 out. Parte alta del secondo inning. Punteggio 0 per chi batte, 3 per la Mediolano New Rimini. Bello strike. Una palla slider, una curva non molto accentuata. E strike out senza girare la mazza. Termina così la parte alta del secondo inning e noi andiamo. Buonasera, sempre dallo stadio Rino Zangheri, parte bassa del secondo inning, tra seconda gara della prima partita di campionato tra il derby riminese, Rimini 86, Guffi e Mediolanum New Rimini. Entra subito Brenda con uno strike su il lead off Perazzini Enrico che si presenta per la seconda volta nel box di battuta.
Seconda palla, ball. Batte una palla che va nel diamante, facile preda del seconda base, dunque F4, prima eliminazione nel box Yuri Cortesi. Parte con un ball questa volta, palla molto esterna. Stavolta il solito slider entra sul filo esterno. Batte una ribalzante, facile preda del prima base, dunque assistenza 1-3. Seconda eliminazione 1-3. Nel box Thomas Canuti, 2 out. C'è una regola non scritta in questo gioco che dice che i punti si fanno con due eliminati. Vedremo se vale anche in questa occasione. Bella linea subito che va in bocca all'esterno centro, che passa a fianco al pitcher, fortunatamente senza colpirlo. Una bella valida di Thomas, sblocca l'attacco della New Rimini nel secondo inning. Nel box Bonemè Davide, prima arrivato in base su ball, palla bassa, ball. Stavolta molto interna, secondo ball. Chiaramente per il lanciatore affrontare il terzo uomo del line-up, il quarto uomo del line-up, sempre tra l'altro battitore designato, sempre sì. Palla ancora rimbalzante, ottimamente fermata, lancio pazzo fermato dal catcher, 3 ball consecutivi. Se continua così Brenda probabilmente deve concedere un'altra base. Quarto ball consecutivo, seconda base su ball per Bonemè. Nel box Andrea Gabrielli, corridori in prima e seconda base, 2 out. Diciamo che si sta concretizzando, ma ancora palla rimbalzante sull'interno. Oh, mancata
salvo, entrato il punto. Adesso sentiamo il classificatore come classifica questa giocata. Errore difensivo. Allora, un RBI per Gabriele, ma è errore, no, per errore della difesa. Corridori agli angoli. No. Bonimei, allora abbiamo in terza Davide Bonimei, in prima base Andrea Gabrielli e nel box Cifalino che lascia giustamente sfilare il primo lancio alto, un ball. L'alciatore non è proprio così, quindi magari comincia a lanciare almeno uno strike. Il lanciatore, chiaramente conoscendo i giocatori, perché li conosce tutti, sa dove può forzare la mano uno strike e sa dove conviene un ball, uno strike e 2 out, corridori agli angoli. Ancora tentativo di pick off, nulla di fatto. Il punteggio attualmente è sul 4-0 per Mediolanum New Rimini. Secondo ball, 2 ball, 1 strike. Terzo ball. Tre ball, uno strike, 2 out, 2 corridori agli angoli. Bassi su ball. Seconda base su ball per Cifolino, praticamente non ha avuto la possibilità di girare la mazza. Nel box Tombari Jacopo, il ricevitore della Mediolanum New Rimini. Basi piene. Sì, adesso non bisogna con il calibro, no? Non bisogna come somiglia, sì, bisogna picchiare duro. Gira il primo, era uno strike, solamente non riesce a impattare. Primo strike. Sul filo esterno una palla bassa, nell'angolo basso. Secondo strike. Foul ball, si ha preso una palla che con la mazza da golf. La mazza da golf, vuol dire sì. Praticamente strisciava per terra. Ha difeso il piatto, una palla curva che è scesa all'ultimo istante.
2 out, 2 strike, 3 uomini sulle basi. Stavolta giustamente un ball eclatante lo lascia, lo guarda e basta. Un ball, 2 strike il conto. Gira, termina l'attacco, basi piene, una ghiotta opportunità. 4-0, via con la pubblicità. Dai, manda. Di nuovo in diretta dallo stadio Rino Zangheri di Rimini, parte alta del terzo inning, gara 2 della prima di campionato. Prima gara vinta dalla Mediolanum New Rimini 14-4 all'ottavo per Manifesta. Seconda gara, stiamo al secondo inning, 4-0 sempre per Mediolanum New Rimini. Primo lancio di Aiello su Marchioni Michele, il DH, un ball. Secondo ball. Ball ancora, l'arbitro ritiene alto questo lancio. Basi su ball. Ultimo uomo del line-up, adesso riparte Rinaldi Sagar. Strike.
lancio pazzo avanza in seconda base il DH Marchioni Michele. Però gli ha dato mazza girata, io non l'avevo visto, secondo strike, dunque vedi, forse era un batticorri chiamato dal... sì, perché era molto bassa la... Ball. Rimbalzato la presa di rimbalzo, sì, un lancio non del tutto controllato. E 2 out, pertanto colto rubando. Bella assistenza del catcher che tira un fucilata al terza base. 2 out, dunque nessuno sulle basi da parte dei Gufi, e nel box di battuta quadrifoglio Marco. Secondo K dunque per Rinaldi. Un ball invece su Marco Quadrifoglio. Bello strike, fine esterno, uno slider che taglia e piatto. 1-1 nel conto, 2 out, parte alta del terzo inning. Una saetta girata, uno swing a vuoto, un out, 2 strike. Palla alta questa volta, rimane troppo alta, una palla che non troppo alta per ingolosire il battitore. 2 ball, 2 strike, 2 out. Palla in foul. Terzo ball, conto pieno. Palla impattata, F9 al volo da parte di Canuti. Termina il terzo attacco, sempre con nulla di fatto, 4 per la Mediolano, un Rimini, 0 per i Gufi.
Ci siamo? Parte bassa del terzo inning, terzo attacco dunque per la Mediolano Union Rimini. Nel box di battuta Montanari, Tommaso, l'esterno sinistro ah sì, col mancino già. Primo lancio ball. Mancino contro Mancino. Altro ball. Terzo ball. Stavolta chiama strike, palla molto bassa. Uno strike per dare probabilmente fiducia. Questa non può essere basi su ball. Nel box di battuta Romano Pini, il nono del line-up, e visita del manager. Allora, dopo la visita del manager del Pesaro, di Pellegrini, cambio sul
del Rimini 86, sì, scusatemi. Pellegrini ha sostituito il pitcher con il numero che ci sfugge, 22, Baldassarri. Adesso vediamo di reperire anche il nome. Baldassarri con la F. Primo lancio in foul. No, niente. Baldassarri F. Corridore in prima, 0 out, uno strike. Gira Pini anche la seconda, si carica del secondo strike. Comunque è una palla che sicuramente viaggia più forte, una bella dritta veloce. Baldassarri, pick-off su Montanari Tommaso. Altro pick-off. Ancora pick-off. Di fatto non si gioca a casa base. K gira una palla alta, K girato nel box. Terza apparizione per Enrico Perazzini con un out e un corridore in prima base. Due out. Questo tira molto forte, la palla arriva veloce e dritta. Allora, prima c'era il K, capito? O la Valda, quindi era il momento giusto, perché il ricevitore facendo il K è un po' distratto, no? Che è sul primo lancio come adesso. Secondo ball. Quindi abbiamo due out. Due out e due ball. Sì. Terzo ball. Base su ball per Perazzini. Questa è la seconda base su ball nel box. Yuri Cortesi.
Entra subito con uno strike sul filo esterno. Ball. Strike chiamato con un attimo di esitazione. Pubblicità. Parte alta del quarto inning, ancora Tommaso Aiello sul monte. Nel box Giardini Mattia, ricevitore. Entra subito con un strike, una curva. Bunt, foul ball, out. Di fatto ha colpito col piede e con la mazza. Due contatti con la mazza non sono ammissibili. Secondo out. Questo come viene considerato? Sì, ma come viene considerato? Come? Non è un K questo, come... Allora, due ball su il numero 27 Giulio Cianci.
Attore prima di una valida, questa mattina di un triplo. Battuta valida di nuovo. Un out, Cianci Enrico del box. Primo strike. Pick-off non assegno. Seconda volta salvato sul tempo. Strike. Battuta alta, out al volo. Terzo out. Ha chiamato out, l'altro ha chiamato salvo e quindi ha dato ragione. Allora no, perché siccome ha chiamato di nuovo out lui, perché l'arbitro secondo doveva pagare verso l'attacco esterno, l'arbitro andare a vedere verso prima, l'arbitro secondo due out comunque. Foul ball, strike dunque, prima palla. Nel box di battuta il numero 29, Leonardo Capone. Terzo out. Dunque quarto attacco, ancora 4-0 per la Mediolanum New Rimini e noi andiamo in pubblicità. Colto rubando.
Madame, ecco. Valida? Canuti da valida. Valida di Canuti, seconda valida, una base buona, 2 valide consecutive per Canuti. Nel box Davide Bonemei, che per la prima volta anche lui incontra Baldassarri, lanciatore. Lui gira la prima palla leggermente in ritardo, non incoccia. Bisogna accorciare la mazza e essere più reattivi. Un ball. Sì, c'erano veloci, sì. Palla alta, gol. Gira un batti e corri in foul ball, secondo strike. E K gira ma senza impattare, swing. Primo out nel box Andrea Gabbieli. Gira la prima. Che la particolarità è che anche lui la palla gli si vede all'ultimo, nasconde bene il caricamento. Palla curva, secondo strike.
Primo ball, 2 strike. Out. Out. La girata al vuoto di Mazza permette l'avanzamento in seconda da parte di Thomas Canuti. Nel box Thomas Cifaninò. All'esterna, ball. Gira in foul ball il secondo, lancio, un ball e uno strike, 2 out, corridore sul cuscino di seconda. Ancora pala in foul. Secondo ball, 2 ball, 2 strike. Oh, out, la palla colpisce il corridore. Ah, passava questa, eh? Sì, entrava il punto, entrava. Niente da fare, termina il quarto inning senza nulla di fatta. La palla battuta bene, colpisce il corridore, pertanto automatico, e noi diamo la
Di nuovo in diretta, parte alta del quinto inning, ancora gara 2 della prima di campionato, derby riminese tra Rimini 86, squadra ospite, Mediolano Union Rimini, punteggio fermo sullo 0 per gli ospiti e 4 punti Mediolano Union Rimini. Quinto inning che comincia il sempre partente Aiello Tommaso, si trova ad affrontare il numero 6 del line-up per la seconda volta, che è Leonardo Capone. Ha fatto K? Prima l'ultimo. No, è andato out. No, prima loro. L'ultimo che ha fatto K. Marchini Filippo dovrebbe essere adesso. Primo lancio, strike 29. No, Capone Leonardo, no. 29. Ah, no, ha fatto out, questo non ha mandato K, ha fatto out, colto rubando. Dunque, Capone Leonardo ricomincia il suo turno. Batte, valida. Secondo lancio, valida. Nel box Filippo Marchini. Sopra la testa. Allora, primo uomo in base, lancio basso, secondo ball, una curva che non è piaciuta all'arbitro. Strike, pieno interno, 2 ball, 1 strike. Lancio sul terzo ball, base rubata. Tre ball e 1 strike. Palla battuta in foul ball, conto pieno su Filippo Marchini.
Sì. Base su ball, anche a me sembrava sul filo, l'arbitro non l'ha vista così, base su ball. Nessun out, visita Del Bianco, Daniele Del Bianco va a accertarsi della situazione. Rimane sul monte, fiducia sul lanciatore ancora nel box. Fazio, prima e seconda occupate, 0 out. Primo lancio troppo interno, ball. Il Bante dopo lo deve difendere chiaramente il terza base. Battuta profonda, una bella, e qui entra il punto sicuramente, se non due. Due punti. Bella battuta, un triplo. Sì, credo che con questa battuta decreti di fatto vediamo venire oltre l'italo venezuelano. Come? Muzzarelli. Perez Muzzarelli. Ancora Aiello, no, visita dunque smonta. Muzzarelli, sì, cambio. Muzzarelli. Daniel. Con il numero? Con il numero 41 subentra ad Aiello il nuovo lanciatore per la prima volta, lo vediamo. Applaudiamo il uscente, sì. E io direi di andare in pubblicità intanto che si scalda.
No, aspetta. No. Ah, beh, è finito. Dai, allora. Di nuovo in linea, parte alta del quinto inning, punteggio cambiato, 4 per la New Rimini, 2 punti entrati nell'ultima battuta con il triplo di Fazio, 4-2 dunque. Il partente Aiello è stato sostituito da Perez Muzzarelli Daniel, chiameremo Daniel, il nuovo lanciatore italo-venezuelano che affronta per la prima volta il numero 9 del line-up, Michele Marchini. Parte subito con uno strike. La palla bella sul filo, non premiata dall'arbitro. Prima le palle leggermente basse li chiamava, adesso bellissima palla. Questo è uno strike girato, non può non chiamarlo. Un ball, 2 strike, 0 out, corridore in terza. E là, primo K per Daniel. Un out, sempre corridore in terza. Nel box Rinaldi Sagar. Terza apparizione per Rinaldi. Primo strike sul filo esterno, guardato. Secondo strike, giro con swing. Ma questo era un bel filo esterno chiamato dall'arbitro ball. Sul filo esterno per me era, sì. Un ball, 2 strike su Sagar. Secondo K per Daniel e terzo K consecutivo invece per Rinaldi Sagar. Nel box 2 out. No. Allora, secondo K consecutivo per il lanciatore e il terzo K per il battitore che prende. Nel box Marco Quadrifoglio, autore prima di una valida e di un'eliminazione F9. Primo parte con un ball. Secondo lancio strike in foul ball.
Due ball e uno strike. Terzo ball. Conto pieno. Stavolta l'arbitro non può chiamare strike sullo swing del battitore. Base su ball. Nel box Mattia Giardini. Primo lancio ball alto. Stavolta strike. Errore difensivo. Il ricevitore ha tentato di entra il terzo punto. Conto sempre invariato, un ball, due strike con la palla impattata in foul sulla rete di destra. Out. Termina la parte alta del quinto inning con 3 punti incassati dalla Mediolanum New Rimini e pertanto il punteggio è fissato 4-3.
Sì. Dai. Parte bassa del quinto inning, sempre con il rilievo Baldassarri sul monte. Nel box di battuta Thomas Cifalino dovrebbe essere, no, o no? Tombari, sì, no, Signorino Tommaso, al posto di? non so, al posto di nessuno, probabilmente ci c'entrano qualcosa. Ma dov'è? Che numero è? Il? 12. Ricevitore. Di prima, poi ci hanno fatto un cambio. È mai stato fatto un cambio. Il ricevitore di Bari. Chi è il ricevitore nostro? Tombari. Io so che primo strike, secondo strike. Ball. Due ball, due strike. Terzo ball, conto pieno, 3-2 su Signorile, che deve essere entrato al posto di Cifalino, terzo base. Adesso stiamo controllando col classificatore. Eliminato, strikeout Signorile. Alla battuta il numero 99 Montanari Tommaso, battitore mancino, punteggio invariato, un out, 4 Mediolanum Rimini, 3 Rimini 86. Siamo sempre alla quinto inning, parte bassa. Tocca la palla per sbaglio, diciamo che sta portando via la palla degli ospiti. Allora adesso Montanari, sì, prima c'è stato un cambio signorile che ha cambiato tutta la batteria, sia battitore che lanciatore, sia il battitore sia il scusatemi, il lanciatore che il ricevitore. C'è la miseria, batte in direzione del dugout, ha battuto sopra nel coso. Due strike su Tommaso Montanari, battuta in ritardo.
Due strike, 0, sì. Primo ball, due strike. K nel box, Pini con 2 out. Bella prestazione di Baldassarri, sì. Primo giro del line-up perlomeno l'ha affrontato molto bene, c'è da dirlo. Adesso vedremo quanto riesce a resistere. Adesso Pini. Lì, se Pini va in base, no? Primo lancio spizzato in foul. Ma anche un altro strike. Due strike, 0 ball, 2 out, nessun uomo sulle basi per la Mediolanum. Contatto in bocca, F4. È scesa troppo presto. Fine terzo sul girasse. Dai, ci siamo? Sesto attacco, buonasera dallo stadio di Rimini. Sesto attacco per i Gufi. Prima palla battuta sul terza base, assistenza out 5-3. Primo out su Mattia Giardini. Nel box Giulio Cianci, autore di 2 valide consecutive.
Batti subito. Sì, errore. Un out, un uomo in base, primo lancio ball sul fratello di Giulio Cianci, ovvero Enrico Cianci. Ball. Due ball chiamati dall'arbitro. Tre ball, zero strike. Ha ripreso lo strike l'arbitro, ha ritrovato lo strike. Battuta questa volta, era bella valida. Sì, singolo. Sì, un out, corridore agli angoli. Inizia con lo strike sul numero 29 Leonardo Capone. Battuta. Ma un out l'ha fatto, no? Out in seconda e la... No, due out, l'ha segnato. Ma qui a casa che gli ha dato? Allora, gioco abbastanza complesso, nel senso che palla girata, rubata in seconda, e il conto a casa 2 strike e rubata in seconda. Dunque uomini su corridori in seconda e terza base, 2 out
2 strike. Questo è il conto esatto. E K. Termina così il sesto attacco senza nulla di fatto, fortunatamente. Sempre 3 per i Guffi, 4 per la Mediolano New Rimini. Di nuovo in diretta, parte bassa del sesto inning, 4 Mediolanum, 3 Rimini 86, ancora sul monte di lancio l'ottimo rilievo Baldassarre e nel box di battuta Enrico Perazzini, il lead-off. Perazzini nel box, l'arbitro a breve decreta il gioco. Ripetiamo ancora sul monte l'ottimo Baldassarri. Entra subito con una fast nello strike. Secondo strike. Da K. Sì. Nel box Yuri Cortesi.
Bel contatto, ma direttamente sul guantone dell'esterno destro. F9 nel box Thomas Canutti. Due out, sì. Troppo veloci questi inning, vanno via. F4. Sì. Parte alta del settimo inning, nel box di battuta il numero 2 Fazio, autore prima di un triplo da noi il lanciatore ancora Daniel. Parte subito con uno strike, un foul ball. Che l'hanno fatto saltare via perché dovevano trattare e poi Strike, secondo strike. Un ball, 2 strike. Una bella palla questa, a noi sembrava molto bella. Questa era un'ottima palla, sul filo qua, insomma, era bella. Secondo ball chiamato dall'arbitro. Strike out, bel K. Filippo Macchini nel box con il suo numero
No, ha cambiato. C'è il 16. Ah no, sì. Oh, l'ha preso il volo, Ma che casa sto punto, dai. 2 out. Questo chi è? Che numero era? Il 16. Ha fatto tutto il giro per prendere la mano. Ci ritorna, ma cerca del lanciatore perché il lanciatore è... Oh, yeah, si è fatto male. Neanche si fa male. Vediamo che abbandona la pedana il Daniel, probabilmente si è infortunato al braccio. Adesso entra a lanciare Thomas. Canuti passa come lanciatore.
Allora, primo lancio di Canuti, Thomas che ha rilevato l'infortunato Daniel Mussarelli, secondo lancio, anzi su ball, primo lancio ball perché era strike, perché il primo lancio era dell'altro, 2 ball e uno strike. Palla battuta, F3 al volo. Chi era in battuta? Sagar il primo? F3. Termina il settimo attacco. Del line-up che faceva ridere. Allora, diretta nel box di battuta il Bonemei Davide, che non è più DH ma è all'esterno destro. Sì, il cambio del Monte da DH, lui da battitore disegnato è entrato anche in difesa, dunque noi abbiamo perso il DH. Parte bassa del settimo inning, batte subito, foul di un soffio, una battuta che sicuramente avrebbe fatto male. Palla interna. E battuta in bocca all'esterno sempre destro. Bel contatto però sul birillo. F9 nel box Andrea Gabrielli.
Colpito. Nel box, primo uomo in base dopo molti inning, però non li ha fatti molti lanci, perché ha fatto 2 lanci un out e un lancio un out. Un out e uomo in prima, e nel box Thomas Cifarino, quarta apparizione in battuta. Inizia subito con il pick-off. Bunt in foul. Dai Chief. Rilascio. Tentativo di pick-off ancora. Pick-off su Andrea Gabrielli, uno strike sul battitore, un out. Sì, è uno che dà fastidio all'uomo in prima. Ball, palla molto interna. Out al volo dell'Interbase F6, 2 out nel box signorile Tommaso. Primo strike. Secondo strike, era un ball, girato un ball. Valida di signorile che spinge in seconda. Nel box Amedeo Focchi che sostituisce Tommaso Montanari.
Ball. Primo ball su Amedeo Focchi. Punto questa volta, e poi errore. Bene, bene, doppio di Amedeo Focchi. Un punto, 5. L'esperienza di Focchi, dai. Sì. Sì. Allunga di nuovo a 5 punti Mediolanum, con corridori ancora in terza e seconda. Sì, e nel box Pini, Romano. E di nuovo No, perché ha preso questa rete qui. Lei è salta su quella rete là. Dopo si rientrò. strike, caduto un pezzo di cemento però. Sì. Un ball, uno strike. Si sta facendo, però secondo me sta facendo un po' troppi lanci. Io non lo rischierei così tanto. Un ball, due strike, due out, corridori sempre in terza e in seconda base. Ancora si difende Romano in foul. Salvo, entra il secondo punto. 6-3. Aggiorniamo il punteggio e sempre con i corridori agli angoli. E di nuovo il line up, quinta apparizione per Enrico Verrazzini. Si visita, vediamo se per rifiatare oppure sostituire l'ottimo rilievo. Termina la visita con ancora conferma fiducia a Balassarri. Come ho detto prima, a me non piace mai portare le cose al limite. Però siccome la partita d'esordio. Dicevamo
quinta apparizione per Perazzini, Enrico Perazzini. Gira il primo strike senza impattare la palla. Un ball, uno strike, 2 out, corridori agli angoli. Bunt è in foul. Un ball, 2 strike. Il bunt non si fa più con 2 strike. Le regole dice che non, perché 6 out è già. Palla rubata, palla base rubata, seconda rubata da parte di Pini. Due ball, 2 strike, 2 out sempre. E adesso corridori in terza e seconda base. Questi sono i presagi di Enrico Bonemei. Palla alta, conto pieno. Se gli diventano 2 punti, il calciatore va via. Normalmente Sì. la visita. Se gli prendi 2 punti, perché segna 3, Base su ball, basi piene. Nel box di battuta Yuri Cortesi. Adesso è uno di quei momenti dove la mazza bisognerebbe legarla al piede. il lanciatore è molto provato, quindi il strike funziona, però sta concentrato di cercare di scegliere il lancio giusto, facendo passare gli strike non di buono. Gira subito la prima, leggermente in ritardo, in foul. Bene, perché è un bello strike. Dunque parte con uno strike, basi piene. Focchi che sta fremendo sul cuscino di terza. Sì, gioco forzato e dunque il conto sì, allora out. Si conclude qui il settimo. Sì, Andiamo alla pubblicità. parte del settimo con Only two men taking a chance.
io ti accompagnerò, dai. Inizia l'ottavo inning. Parte alta dell'ottavo inning, punteggio 3 per gli ospiti, 4 per la Mediolano New Rimini. 6, scusatemi, 6. Sono proprio cotto. Primo lancio sul numero 21. 2 ball su quadrifoglio. Terzo ball. Base su ball. Quadrifoglio. Su quadrifoglio. Marco Mattia Giardini. Uomo in prima. Corridore in prima. Fa fumo alla bocca, via il campo. Sì. Sì, ho pirata. Freddo, è freddo. Entra con uno strike girato. Palla ball. Si è dovuto spostare per non essere colpito. Tentativo di pick off su un ball. Due ball e uno strike. 0 out. Out. Bel lancio del catcher che sul tentativo di rubata tira in anticipo e di fatto fulmina il corridore. Marco Quadrifoglio un out e il conto a casa sono 2 ball e 2 strike. E strike K. Nel box Giulio Cianci, autore di 2 valide, un arrivo in base sull'errore della difesa, 2 out. Primo lancio ball esterno.
3 ball. Ha trovato il fischietto. 3 ball e 1 strike, 2 out. Base su ball a Giulio Cianci. Nel box Enrico Cianci. Parte alta dell'ottavo inning, 2 out, corridore in prima. E assistenza 4-2, out, terzo out. Scusatemi, terzo out. Termina la parte alta dell'ottavo inning e noi andiamo in pubblicità. Punteggio di 3-6. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati, in questo ottavo inning, la parte bassa. Cambio sul monte del Rimini 86. Adesso vediamo un attimo che è stato messo a lanciare. Entra Gnoli. Entra proprio oppure da interno? Entra e no, poi dopo fanno uno spostamento perché esce Fazio. Fazio era quello che aveva fatto il triplo. Adesso noi abbiamo Yuri prima era andato F9. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 sì, io allora K mi sono perso prima una cosa di lui. Sì, con Canuti. Allora in battuta Thomas Canuti con entra sostituzione, entra Fazio sul monte, una sostituzione interna
esce di fatto Marchini Michele ed entra Ignola Stefano. Parti subito con uno strike Ignola, infatti scusatemi, no, secondo strike molto basso, credo un regalo. È che disorienta il battitore, delle volte lo chiama, delle volte non lo chiama, alla fine. Questo più strike questo degli altri due. Un ball, 2 strike. No, dai, è scesa alla fine, ma l'ha presa qua su. Quel guantone, guarda dove l'ha presa. Battuta sul terza base. Vediamo che dice. Errore valida. Valida. No, io chiedo apposta. Per me era una valida, però Una mina nella faccia, fatica a tenerla, nel box Davide Bonemei lascia sfilare il primo ball. Gira in foul. Secondo ball. Buono strike, corridore in seconda. Sempre parte bassa dell'ottavo inning. E questa è una bella valida, un RBI, un doppio. Bella valida. Una bellissima valida. Ed entra il punto. Settimo punto. Nel box di battuta Andrea Gabrielli con Bonemei nel secondo cuscino. Pazienza, non strafare in questi casi. Ecco, bisogna stare attenti. Questo gioco tra interbase e seconda base. Sì. Interbase in realtà fa la finta, ma il seconda base che riceve la palla e molto spesso succede.
che hanno gli occhi verso la terra e dicono se lo aspettano. Vai! Ecco, stavolta conquista la terza con l'errore del pick-off. Colpisce il cuscino o l'uomo, Sì. vede e la palla si allontana. Adesso è ancora più facile perché portare a casa quel punto, visto che abbiamo 0 a e l'uomo in terra. Dovrebbe bastare poco, a quello guarda di sacrificio perché si allontana. Ancora non ha lanciato l'ultima palla. Bella, bella, bella! Bel treno! Bel treno! Questo... Arriva al muro, lo ferma il secondo. Un bel treno è partito questa volta. Bello, bello, 2 doppi in fila. Molto bene, molto Un bel doppio. E muoviamo di nuovo il punteggio. Ottavo punto. E le box. Thomas Cifalino, sempre pazienza, aspettare il lancio giusto. Ah, non è Thomas Cifalino, ma c'è il 29. Abbiamo cambiato. C'è un cambio. C'è un cambio. E Balducci Manuel. Balducci. Verso di Iuri, quindi cambio l'interbase. È l'interbase allora. Oh, una bella palla, a sinistra. A schizzare, no, non è vero. Sta scandando per dire del bianco. Sì, si sta scaldando l'inossidabile Daniele Del Bianco. Battuta è valida. Ercole Arrebbiai. Terzo punto con una valida nella terra di nessuno. Bellissima, bellissima valida di Manuel Balducci. Complimenti, una bella valida abbastanza. Credo la prima valida per Balducci. Che abbiamo adesso nel signorile, no? Nel signorile poi pochi. Abbiamo ancora 0 a, quindi c'è possibilità. E dunque è entrato il nono punto. Lancio basso. Ma è più una, secondo me, è come se fosse una cosa Di Scaramazzi. tutte le volte che si scambia, poi la fa però bellissima Altra valida. signorile che spinge in terza Balducci. Bene, valida. Un'altra valida ripetizione in questo momento, Di signorile, seconda valida consecutiva per Tommaso Signorile nel box Amedeo Focchi. È più bella anche la partita, no? Ha pagato poco bella la partita. Praticamente una valida di un singolo di Focchi, un doppio di Davide, un doppio di Andrea Gabrielli,
un singolo di Balducci e un singolo di consecutivi di Signorile. E nel box adesso Amedeo Focchi con i corridori agli angoli, palla esterna, un ball e uno strike su Amedeo. Una palla che è scesa all'ultimo, non era bella da battere. Questa è bella, è l'altra valida. Oh, questo è un doppio, e anche il secondo. Triplo di Focchi, 2 RBI per Focchi. 11-3 punteggio. Sicuramente il lanciatore da Rimini 86. Diciamo che rispetto al precedente c'è una differenza sostanziale, probabilmente ha una palla molto più lenta, più leggibile. Diventa un beginning da 5 punti. 11-3. 11. Palla alta, Focchi in terza con il triplo, e nel box di battuta Amedeo, Pini Romano Pini. Anche questa partita potrebbe concludere super 2 punti. Chiamano strike molto generoso, basso, esterno, l'ho visto. Altra, un singolo per Pini, ed entra il 12° punto. 12 punti, sesto punto dell'inning, e nel box Enrico Perazzini per la 1, 2, 3, 4, 5, sesta apparizione. Gira in anticipo, in leggero anticipo, in foul a sinistra. Palla persa, più che palla persa direi un lancio pazzo. Era sopra, si è dovuto alzare e ruba la seconda. Pini, battuta in foul. Ricordiamo un inning da 6 punti con ancora 0 eliminati, e uomo in seconda. Lancio sempre, si è tirato una palla curva che non gli ha preso l'effetto desiderato. 2 ball, 2 strike su Enrico Perazzini.
Ancora difende l'area dello strike in foul. Ancora ball, conto pieno su Perazzini. Difende ancora l'area dello strike, nel dubbio una palla che poteva essere alta, interna, comunque gira per difende in foul. Conto sempre invariato, conto pieno, 3 ball, 2 strike su Enrico Perazzini. Battuta è valida e entra il punto, probabilmente out, primo out. Bella assistenza, dobbiamo dire, dall'esterno. Allora lui ha fatto il doppio, però Sì. Ormai era lì, la palla è arrivata giusta e giusta. Lo so. primo out sul colto rubando. Un out, corridore in seconda. Out al volo per Iuri Cortesi dall'Interbase F6. 2 out. Adesso Thomas Canuti. Dai Thomas, scegli la tua, Thomas. Primo lancio ball. Secondo ball. Due ball. No, cade. Eccolo, sì. Bel triplo di Canuti. Sì. Finisce la partita con un big inning e per manifesta 13-3. Come prima, all'ottavo inning si conclude. Sì, ottavo inning. Due manifeste, non al settimo, ma all'ottavo. Fortunatamente. E pertanto appuntamento a domenica prossima a Foggia. E ribadiamo la seconda vittoria per manifesta per 13-3 contro il Rimini 86, squadra che ha tenuto, diciamo, il campo fino al sesto inning con un'ottima prestazione del rilievo Baldassarri, che ha tenuto imbrigliate le mazze riminesi, e poi con la sostituzione, quando ha cominciato a perdere la cosa, chiaramente la partita è cambiata, non avendo più lanciatori credo di ruolo,
ha incassato un beginning da 7 punti e ha terminato in anticipo la partita. Ribadisco, prossimo appuntamento domenica alle 10 da Foggia. Buonanotte a tutti e buona domenica. Buonanotte e buona domenica. Ciao.